Un'auto sportiva bianca che sfreccia a tutta velocità dopo un furto in casa. È da questa immagine che è partita l'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini albanesi, accusati di furto in abitazione, ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. 2 di loro sono già stati raggiunti dal provvedimento, un 24enne già detenuto nel carcere di Lodi per altri furti e un 31enne ai domiciliari a Tradate, in provincia di Varese, poi trasferito nel carcere di Varese. Gli altri 2 complici invece sono ancora ricercati sul territorio nazionale. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, è nata dopo un furto avvenuto a San Vito al Tagliamento nel settembre del 2023. In quell'occasione alcuni testimoni avevano notato una Mercedes AMG bianca allontanarsi a forte velocità. Da quel dettaglio i militari hanno ricostruito il percorso dei malviventi, scoprendo che il gruppo, senza fissa dimora, si muoveva tra il nord-est e la Lombardia, utilizzando auto rubate e targhe contraffatte. Tra febbraio e marzo del 2023 la banda avrebbe messo a segno 13 furti in abitazione, 9 riusciti e 4 tentati, tra le province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. Raggiungeva zone residenziali, villette, ville isolate in orario pomeridiano e serale col primo buio. Lì l'autista rimaneva in macchina, in collegamento però con radio walkie-talkie con la squadra che scendeva a commettere i furti, che erano di solito gli altri 2 o 3 componenti del gruppo. In pochi secondi forzavano porte o finestre, portavano via denaro, gioielli, orologi, borse griffate e persino i salvadanai dei bambini. Ai 4 viene contestata anche la resistenza pubblico ufficiale per aver forzato un posto di blocco dei carabinieri a Crema e dato vita a una fuga ad alta velocità, mettendo in pericolo i militari e gli automobilisti di passaggio.